Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Come sempre dedico questo spazio per rispondere alle vostre domande. Vi invito come sempre a scrivere una domanda chiara mettendo il vostro nome e la vostra data di nascita. Se chiedete di controllare un'altra persona, anche il nome e la data di nascita di questa persona. Benissimo. Poi volevo dire appunto che confluiscono le domande di ben 3 canali e pertanto non prendetevela se pensate che io vi abbia saltato, che ho risposto a qualcuno che non vedete. In realtà i commenti giungono da ben 3 piattaforme e io rispondo in ordine cronologico in base a quello che vedo qua sul portale da cui trasmetto. Bene, detto questo, vi ho ricordato appunto di come formulare la domanda, vi ho detto dell'ordine cronologico, dunque mi raccomando, cercate di condensare anche tutto in un'unica domanda, così che io non debba poi saltare qua e là fra i commenti per cercare di rispondervi. Bene, allora vediamo, vedo che ci sono già delle persone e procederei a rispondere. Ricordo anche una cosa, ricordo a tutti che abbiamo quasi concluso l'ebook, ormai vi stiamo annunciando questo ebook da un po', è un ebook molto importante soprattutto per quelli che amano l'esoterismo, ovviamente coniugato alla radionica. Voi mi conoscete, almeno la maggior parte di voi mi conosce per via delle Sibille, ma sono un ermetista e una cabalista, dunque mi occupo anche di alta magia cerimoniale e di radiestesia. Questo ebook contiene appunto dei circuiti che sono completamente personalizzati e che lavorano su un piano, diciamo, esoterico, ermetico. Dunque c'è tutta una serie di attivazioni molto importanti che vengono eseguite appunto con l'attivazione dei circuiti. Se vi interessa, è un lavoro assolutamente personalizzato, ogni circuito presente sull'ebook viene già attivato e personalizzato con la stringa numerica che corrisponde alla vibrazione della singola persona, dunque ogni circuito e ogni ebook è completamente personale e speciale e unico. Inoltre c'è un circuito di aggiunta che non solo permette di attivare tutti i circuiti e rafforzarli, ma crea anche una rete con gli ebook che sono o che verranno comunque distribuiti nel tempo. Benissimo, comincio col salutare, oserei dire, le persone che sono collegate questa sera, questi prodi valorosi. Sì, la regia mi ricorda di mettere il banner, ok, lo faccio subito, se mi ricordo dov'è, eccolo qua. Sì, vi ricordo che oltretutto sono disponibile per consulti privati a pagamento, il prezzo di un consulto è 20 euro, la durata è di 45-50 minuti, lavoro su appuntamento. Dunque se vi interessa un approfondimento non esitate a contattarmi anche tramite WhatsApp. Risponderei subito dopo i saluti. Ciao Valentina, ciao Beatrice, ciao Chiara, buonasera Marina, buonasera Anna, buonasera Fabiana, buonasera Cinzia, buonasera Ionela, buonasera Rosi, buonasera Antonio, buonasera Anto. Benissimo. Sì, l'ho salutata la cara Beatrice. Dunque, sì, Rosi, puoi scrivermi anche tramite WhatsApp per la tua copia, certo. Allora, rispondo per prima a Valentina, che in ordine di arrivo compare come prima domanda. Valentina, 14 aprile 86, andrà bene il tirocinio che inizierò a breve? Allora, Sibille, diteci se il tirocinio di Valentina andrà bene. 14 aprile 86.
Vediamo il taglio. Allora, abbiamo già un buon taglio, lo giro qua così lo vedete meglio, amatrice e gran consolazione. Dunque mi sembra tra l'altro il tirocinio per un lavoro, un'attività che ti appassiona particolarmente. Allora, Valentina, artista, denaro, lettera, riunione, allegrezza al cuore. Abbiamo una prima linea che non so se si vede tanto bene, tra l'altro c'era scritta sopra, ma non importa, tanto la sto commentando. Una prima linea interessante, comunque hai forse fatto un primo colloquio per partire con questo stage, un colloquio che comunque è stato molto favorevole, vedi che abbiamo un bellissimo esito con una bella occasione, una bella opportunità, tra l'altro un'occasione che ti ha fatto veramente piacere, potrebbe significare anche che avevi più di un possibile tirocinio o stage, forse qualche proposta, più di una, ecco. Comunque è una bellissima linea. Abbiamo al presente l'amante, mercante, gelosia e conversazione. Dunque, questo tirocinio che comincerai a breve è un tirocinio comunque, vedi, partirai comunque con molto entusiasmo, ci sarà però un episodio particolare che segnerà l'inizio di questo tirocinio, perché immediatamente dopo l'inizio si direbbe che ci sia o una riunione o una conversazione, non necessariamente detto che sia all'interno dell'ambito del posto dove andrai a fare il tuo tirocinio, ma potrebbe anche essere che a causa del tirocinio tu possa discutere con qualcuno, magari potrebbe essere veramente per questioni di gelosia, oppure può capitare che ci sia una qualche conversazione un po' più dura o che comunque ti lascerà un po' perplessa, qualche frustrazione, insomma, diciamo che fin da subito si manifesterà un qualcosa. Devo dirti che di per sé il tirocinio è molto positivo, anche l'esito comunque mi dà la possibilità anche che ci sia una realizzazione diversa, non soltanto il tirocinio fine a se stesso, ma potrebbe anche diventare qualcosa di più, ma ci sarà comunque un clima di competizione che non dovrai trascurare. Vediamo però cos'altro ci dice, perché il tirocinio parte con tanto entusiasmo, ma presenta già in prima battuta una situazione che ti turberà un pochino. E dunque è probabile che per un attimo penserai anche di non portare avanti il tirocinio in sé. In realtà ci sono due carte di stabilizzazione, verrai comunque incoraggiata da una persona che sicuramente è già lì in studio con più esperienza, vedi che ha una posizione di prestigio all'interno di questo posto dove farai il tirocinio, dunque alla fine non ti muoverai da nessuna parte, però vedi, prigione, speranza, stanza, dunque per un periodo però un qualcosa va ad arenarsi, è un po' che per un periodo si dovrà sospendere il tirocinio per poi riprendere successivamente, oppure all'interno del tirocinio sentirai di restare bloccata in una posizione o in un ruolo che non tanto ti ispira, ma la cosa potrà svilupparsi successivamente in modo positivo. Allora, l'esito
Per il tirocinio, come ti avevo avvisato, vedi la possibilità di qualche competizione all'interno dello studio o del posto dove andrai a fare il tirocinio, che potrebbe arrecarti qualche dispiacere, però guarda che chi la dura la vince, vedi qua? Sono due carte molto positive che spiegano comunque che in realtà raccoglierai delle soddisfazioni e c'è anche la riuscita. Per questo ti dicevo, è possibile che magari diventi qualcosa di più, potrebbe trasformarsi in un'offerta o in un'opportunità di lavoro anche più duratura del semplice tempo del tirocinio. Bene, andiamo avanti e rispondiamo a Beatrice. Beatrice vuole sapere se troverà l'amore, 25 luglio 85. Sibille, ditemi se Beatrice troverà l'amore. Grazie. Oh, e beh, insomma, abbiamo già all'apertura, guarda che taglio. Dunque, è possibile che cominci un corteggiamento che si svilupperà in qualcosa di più intimo. Ok? Dunque, diciamo che abbiamo effettivamente qualche notizia che è in arrivo. Vediamo un po' cosa ci dicono comunque le sibille. Allora, Beatrice, deliranti, viaggio, fortuna, omaggio di preziosi, gran signore. Allora, come vedi qui nella linea del passato, abbiamo un qualcosa che comincia, vedi, con i deliranti, qualcosa che comincia in modo zoppicante, oppure ci sono state delle forti incomprensioni nel tuo passato con qualcuno che può essersi allontanato, che può aver cambiato, oppure una situazione che all'inizio non si capiva, era più confusa e non sembrava avere una destinazione certa, in realtà poi si trasforma in qualcosa di positivo, ma può anche essere che questo personaggio, questo uomo non più giovanissimo, ma nemmeno tanto grande, in realtà fosse un po' troppo occupato, troppo preso dal lavoro e magari questo si è rivelata una occasione persa, cioè avrebbe potuto essere qualcosa di più perché partiva comunque con qualcosa di valido, ma così probabilmente ci sono state altre priorità. Al presente casa, nemica, conversazione, allegrezza al cuore. Allora, in questa linea si direbbe che ci siano delle difficoltà o degli ostacoli a costruire un rapporto intimo basato su una conversazione o su scambi di conversazione veramente a posto, veramente affidabili. Vedi che abbiamo due belle carte, però che circondano la carta della nemica, dunque è chiaro che emergono delle difficoltà attuali, al presente, che ancora non o di cui non si sono chiarite bene le cause o che comunque sono causate da una persona che non necessariamente sta agendo in modo evidente e allo scoperto, potrebbe comunque esserci una serie di intoppi che non sono casuali, magari sono appunto il frutto dell'intervento di qualcuno che comunque non vedo che riesce poi più di tanto a creare disturbo. È un momento un po' così, potrebbe anche semplicemente essere che tu stessa sia da ostacolo a te stessa in una certa misura, ma vediamo, vedi che comunque ci sono momenti, conversazione allegrezza al cuore, comunque sono momenti in cui hai la possibilità di incontrare delle persone o più persone che potrebbero interessarti o
che potrebbero interessarsi a te. Dunque ci sono comunque dei momenti che possono essere colti positivamente. Nel prossimo periodo, denaro, leggerezza, ladro. Il suggerimento che danno queste carte è di non sottovalutare niente, non sottostimare nulla, non trascurare nessun dettaglio e non fare errori dettati dall'imprudenza oppure dalla fretta. Vedi che c'è un oggettivo pericolo che qualcosa vada perso oppure che qualcuno possa insinuarsi e creare ostacolo magari fra te e qualcuno che potrebbe diventare qualcosa di più. Non c'è in modo netto, grazie Marietta, non c'è in modo netto un qualcuno nel prossimo periodo, però sembra che comunque qualcosa voglia venire a interferire. E dunque è un'imprudenza non controllare, non guardarsi bene intorno. Mi raccomando, vedi che qua c'è la possibilità che fra queste persone ci sia un incontro vantaggioso, cioè una persona che potrebbe diventare un qualcosa di più e anche fortunato. Dunque non te la far scappare, vedi che c'è il pericolo che tu non dia la sufficiente attenzione o il sufficiente peso a qualcuno che invece merita di essere notato. Attenzione però come proseguono le carte: militare, amore e riunione. Ciò cosa mi lascia intendere? Che comunque tirerai fuori la grinta, ci sarà una grande determinazione, probabilmente a un certo punto capirai anche chi veramente ti interessa. A sua volta questa persona molto interessata potrebbe essere determinata a venirti a conoscere, a cominciare qualcosa. Vedi che c'è proprio l'inizio di una relazione e potrebbe essere anche, visto che questa è una carta di natura e matrice marziana, che l'interesse, visto che qui si somma anche il cupido, l'interesse sia anche molto fisico, non esclusivamente fisico, ma molto fisico, cioè che possa nascere da una grande, forte attrazione. Vedi che c'è comunque un incontro. Allora, per quanto mi riguarda, dunque, alla tua risposta, alla tua domanda, mi sento di rispondere che sebbene adesso non sembri esserci granché, non devi sottostimare invece un incontro che potrebbe diventare importante e trasformarsi in qualcosa di veramente valido. Allora, ascolta, tu hai un dispiacere che devi chiudere, lasciare alle spalle, assolutamente. C'è un qualcosa ancora dentro di te che rema contro e che è causato forse o da bassa autostima e che devi dunque andare a correggere, oppure da un qualcosa, da una memoria del passato, di una relazione chiusa che però chiede guarigione, soprattutto per quanto riguarda la fede in te stessa o l'apprezzamento che hai di te. Andiamo avanti. Vediamo, oh, scusate, ho coperto la cam col pollice. Vediamo un pochino di rispondere a questo punto. La domanda di Marina, vediamo di controllare le protezioni esoteriche che Marina si è fatta, 22 aprile 68. Ok. Vediamo, Sibille, ditemi se le protezioni esoteriche di Marina, 22 aprile 68, sono valide, sono attive, potenti. Anzi, facciamo così, chiediamo come sono queste protezioni che ti sei fatta, così lasciamo le Sibille libere di rispondere. Allora, ne hai fatta più di una, vedi? Allegrezza al cuore, 2 pretendenti, dunque sicuramente sono più di una queste protezioni. Conversazione e serenità, vedi che già anche questo è un indizio positivo perché ti dice ok, ci sono, vai tranquilla. Vediamo però la qualità di queste protezioni. Girerò solo 5 carte perché
Allora, beh, certo che non ti sono mancati gli attacchi, eh. Qui ti hanno fatto anche un rituale non tanto favorevole, qua c'è magia che ti hanno fatto contro. Guarda, nemica, vedovo, dottore, lettera, morte. Diciamo che la protezione c'è perché c'è la carta del dottore, dunque qualcosa cercano di fare e probabilmente c'è bisogno di un po' di tempo perché si rafforzino, tu comunque devi insistere nelle tue protezioni, però lo vedi che sei stata attaccata. E ci credo che ti sei corsa ai ripari, ti sei fatta le protezioni, ma qua c'è qualcosa, dovresti verificare se effettivamente c'è un qualcosa che prima di quando hai messo le protezioni, perché se hai messo le protezioni, ma quella cosa che vedo qua ti è già stata lanciata, servono a poco, cioè servono per non farne arrivare altre. Sono ancora un po' deboline comunque. Allora, andiamo avanti, vediamo un po' Anna. Anna chiede se Domenico, 19 marzo 66, la contatta. Anna, 19 maggio 67. Allora, Sibille, ditemi se Domenico contatterà Anna. Grazie. L'attesa è tormentata, e ti farà aspettare anche più del dovuto, però da quello che sembra qua, comunque sarai ripagata della tua attesa. Allora, Anna, messaggero, falsità, amica, riunione, allegria. È una prima linea non tranquilla, non è particolarmente difficile, sembrerebbe che lui abbia colto una scusa, o tu magari hai colto una scusa per avvicinarti a questa persona nel passato. Vedi che c'è la carta del gatto, dunque un po' quando ci si approfitta di una situazione, no? Non è sempre una carta negativa, chiaramente, anche perché in questo contesto non ha nulla di negativo. Sembra proprio, vedi, un messaggio, il gatto, amica, un pretesto così, una scusa, fingendo un interesse, un'amicizia, per poter entrare in contatto con questa persona. In ogni modo, o con una scusa, insomma, vi siete incontrati e questa è stata una cosa favorevole. Vedi che c'è comunque un significato di questo tipo nella prima linea. Chiaro, io non è che conosco la vostra storia, dunque mi limito a dare quelli che possono essere gli esiti o le interpretazioni più attendibili, più verosimili. Allora abbiamo amore, stanza, mercante e dottore. Comunque è una linea al presente, anche questa favorevole, perché secondo me l'interesse c'è da parte di questa persona, non potrebbe non esserci, però è come se valutasse i pro e contro del farsi avanti eventualmente. Vedi, c'è la carta del mercante, dunque potrebbe essere magari il tipo che comunque al di là delle sue impressioni e delle sue emozioni, magari è un po' pragmatico, no? È un tipo che si fa due conti se la cosa vale o non vale la pena, però in ogni caso mi sembra con la carta del dottore possibile che la cosa possa andare avanti. Allora, Speranza, amatrice militare. Allora, anche questo è una linea ancora non di azione vera e propria, sebbene poi il militare lo sia, è una linea che fa capire comunque che Domenico ha un interesse, anche se al momento non è ancora un interesse, cioè
potrebbe essere un interesse fisico, cioè gli piaci, ha un'attrazione nei tuoi confronti, ti trova una donna interessante, però non sembra che al momento la cosa vada, cioè al momento neanche in futuro, a parte, vedi, anche questa è sono due carte di interesse, amore e stanza, sembra però più la voglia, il desiderio di avere un contatto fisico, qualcosa di passionale, non ancora l'amore vero e proprio che è raffigurato dalla carta del cane, più che da questo anche, ma deve essere abbinata a qualcosa di più stabile, altrimenti questo può parlare delle occasioni che nascono anche un po' all'improvviso, anche tipo i colpi di fulmine sono segnalati da questo. Non voglio dire che il vostro sia stato un colpo di fulmine, ma di sicuro l'attrazione fisica è reciproca, anche perché la stanza è una carta di intimità, dove le persone si incontrano di persona. Ecco, questo non è di quelle relazioni che vanno avanti al telefono, sembra una persona che comunque sia partecipe della tua vita, in ogni caso presente, possibilmente che riesce a incontrare di persona. Allora vedi che dunque il senso continua, lui ha interesse nei tuoi confronti, il militare tra l'altro è una carta, come dicevo prima, dagli influssi di tipo marziano e dunque può indicare una grande determinazione, ma anche la segretezza, perché ricordiamoci che il militare progetta i suoi piani in segreto, di certo non li sbandiera, altrimenti la sua strategia andrebbe a essere presa in contropiede. Dunque c'è qualcosa, un interessamento segreto o probabilmente la relazione può essere mantenuta nascosta, vissuta proprio lontano da occhi indiscreti. Sacerdote, domestico, belvedere. Beh, allora, che quest'uomo mi trasmetta la sensazione o le vibrazioni di una persona comunque quadrata di un certo tipo, già anche qui c'è una persona che comunque sa guardare al di là e farsi due conti. Sì, l'attrazione c'è, non te la nasconderà, non ti nasconderà l'attrazione che prova verso di te, però in ogni caso sembrerà un pochettino raffreddarsi. Però c'è il belvedere, dunque potrebbe farsi avanti. Allora, consonante sorpresa, disgrazia, nemico, viaggio. Non è che sia proprio un esito mirabolante, più che altro è un insieme da una parte è positivo, vedi che abbiamo una sorpresa, ma anche negativo, cioè poi nemico, il cambiamento di posizione, insomma, non è che comunque anche il farsi avanti di questa persona non è proprio un successo, eh. Da una parte forse è meglio se non accade nulla, perché mi sembra che porti più guai che altro. Andiamo avanti. Fabiana. Ciao, sono Fabiana, 20 novembre 2001. Vorrei sapere se Francesco, 6 giugno 99, mi contatterà. Ok, vediamo un pochettino. Fabiana. Vediamo se Francesco ti contatterà. Sibille, ditemi se Francesco contatterà Fabiana. Grazie. Sembra che sia combattuto comunque.
Allora, leggerezza, amore, nemico, domestico, fedeltà. Beh, diciamo che nasce, scusa, vedi, leggerezza, amore, nasce un po' da un flirt, qualcosa comunque che ti ha sicuramente colpito, ma ci dovevano essere evidentemente delle problematiche, degli ostacoli, vedi che c'è la carta del nemico. Dunque, magari all'inizio non era tanto chiaro l'atteggiamento di lui, ma poi si è dimostrato, o comunque, sai, questa comunque è la linea del passato, magari lui non c'entra neanche niente, questo ragazzo qua, però se dovesse essere lui, abbiamo un ragazzo comunque interessato, perché vedi che c'è domestico e fedeltà. Quindi non è che gli sei indifferente, solo che, vedi, ci sono degli alti e bassi, abbiamo allegria ma anche ammalato. Dunque, da una parte la gioia o comunque la voglia non dico di festeggiare, anche se la carta fa vedere un contesto di festa, però un momento di allegria è subito seguito invece dall'abbattimento morale, cioè da quei momenti in cui ti raccogli in te stesso, poi c'è l'incontro, poi c'è la malinconia. Diciamo che è altalenante, come se un momento facesse un passo avanti e poi due passi indietro. Fai fatica in effetti a capire qual è la sua vera intenzione. Però nel prossimo periodo lui sarà molto più chiaro di adesso, che adesso ti confonde il suo modo di fare, a volte ti rattrista perché vorresti capirci di più. In futuro però vedi casa, amante, amica, è possibile che cresca un'intimità, però attenta perché magari non corteggia solo te questo ragazzo, potrebbe anche essere che si giostri fra te e anche un'altra ragazza, vedi? Oppure potrebbe anche essere che ti proponga un'amicizia invece che una relazione. Dunque, diciamo che nel prossimo periodo ancora, cioè sarà un po' meglio del presente, però ancora non c'è il tipo di interesse che vorresti tu. Mm? Fermo restando che comunque sembra che ci sia maggiore intimità che viene a crearsi fra te e questo ragazzo. L'intimità nel senso di stare bene con l'altro, non è l'intimità della stanza che prevede altro, un qualcosa di più fisico. Qua potrebbe anche essere che cresca una forma di intesa. In futuro poi abbiamo sacerdote, denaro e gran consolazione. Dunque c'è una situazione che richiede comunque maturità, fermezza, solidità, ma potrebbe anche essere più che altro un qualcosa dove c'è un interesse dietro, ma non un vero sentimento. Un interesse, non so di che tipo, magari c'è una qualche forma di vantaggio in questa situazione, però non vedo ancora in questo momento da parte di questo ragazzo di, abbiamo detto Francesco, uno slancio autentico, di un sentimento stabile, sebbene, guarda, che non è che siano carte brutte, attenzione, però ci sono alcune cose che non sono chiarissime, appunto la presenza di questa persona e questo sacerdote che tende a raffreddare tutto. Vedi poi Amatrice, Consolante Sorpresa e Imeneo, che sono tre carte che, viste così, sono molto belle, perché comunque parlano della consolazione che otterresti e che probabilmente otterrai da questa situazione. Una consolazione, perché
a quanto pare a te piace già da un po' questa persona e vedi che c'è la possibilità di realizzare un passaggio in più, però poi c'è anche questa mi piace meno. È come se comunque si direbbe che quasi arrivi lì a fare quello scatto di qualità, no? Cioè quel passaggio di, non dico ufficializzazione, ma quasi, e poi alla fine invece abbiamo un raffreddamento, un qualcosa che non dipenderà da te, cioè probabilmente a un certo punto o si tirerà indietro oppure potresti non essere poi così contenta di quella situazione. Comunque, vedremo poi più avanti. Allora, iniziamo. Buonasera Hilde, posso chiederti? Ah, mi è... Demitra, guarda che sono forti quelli, perché quelle carte non erano belle. Non lo so se puoi farcela da sola, magari nel lungo tempo sì, ma guarda che fanno proprio robe nere, 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 questi qua. Molto nere. Allora, torno su e guardo Cinzia, che mi chiedeva per la mamma, Camilla, 27 ottobre 55, se percepirà in futuro un aumento della pensione di invalidità. Allora, per questo rispondo con 5 carte, perché lo vediamo, tanto ci interessa vedere il futuro, il passato, cose, quello magari è meglio per altre circostanze, altre forme di domande. Allora, Camilla, 27 ottobre 55, Sibille, ditemi se Camilla avrà un aumento della pensione di invalidità. Grazie. Non lo so, possibilmente arriveranno delle notizie un po' così. Però guarda, una maritata è la tua mamma, e vedi che c'è un nuovo inizio, un cambiamento, un nuovo inizio che effettivamente le porta un po' di spensieratezza in più. Vorrei ben supporre che questo senso di leggerezza che le sopravviene è perché probabilmente qualcosa andrà a cambiare in positivo, magari non proprio in una forma diretta come l'aumento della pensione, potrebbe arrivare qualche altra forma di agevolazione che comunque alla fine si traduce come un aumento di pensione, perché magari riceve qualche altro sgravio o qualche cosa, perché sgravio vedi che ti toglie un peso, la leggerezza. Dunque diciamo che magari non è proprio nella forma che vi aspettate, però andrà bene, ci sarà qualcosa che andrà a cambiare, che creerà un nuovo inizio più leggero. Andiamo avanti. Ionela, 4 febbraio 79, vuole sapere se avrà il rinnovo del contratto di lavoro. Allora, Sibille, ditemi se Ionela avrà il rinnovo del contratto di lavoro. Giro anche qua 5 carte, tanto è una domanda molto chiara. Grazie. Ma a me sembra proprio di sì, perché vecchia signora e gran consolazione è comunque una forma di conferma. Allora, guarda, le carte dicono che in questo momento è probabile che tu sia preoccupata proprio riguardo il lavoro, vedi che probabilmente è una mansione al di sotto del tuo potenziale, però diciamo che questa preoccupazione
a quanto pare c'è, tu ce l'hai, è possibile comunque che un tuo collega inizialmente ti dia una notizia che potrebbe però arrecarti un dispiacere o comunque un qualcosa che possa metterti in allarme, ma che poi in realtà vedi che c'è Belvedere e Speranza, dunque in realtà abbiamo già visto anche un taglio molto positivo e comunque la carta del Belvedere sono in genere cose positive che arrivano, perché c'è una spensieratezza in questa forma di attesa, non è come l'attesa dei sospiri, questo è già un altro tipo di attesa, comunque è probabile che la risposta o questa cosa che tu attendi arrivi prima di quello che di quanto te lo aspetti, o probabilmente se te l'aspetti presto arrivi dopo, più tardi. In ogni caso, con la carta della speranza non dovrebbe essere una brutta notizia, ma una notizia che comunque apre delle possibilità ancora per il futuro. Dunque, guarda, anche fortuna e dottore, ne giro altre due tanto per chiarire un po' questo arrivo di notizie con me, dunque direi che è possibile che comunque questo spiraglio che si apre per il futuro poi diventi un qualcosa, un'opportunità veramente per sistemare le cose, magari avere anche non so, sistemare anche la tua posizione lavorativa all'interno del luogo di lavoro dove ti trovi, va bene? Ok. Vediamo ancora una domanda. Rosy, ho rifiutato un'offerta di lavoro perché era molto pesante come mansione. Puoi vedermi se mi arriverà altro? 29 aprile 73. Certo che hai un bel coraggio a rifiutare del lavoro ai tempi di oggi, ma comunque evidentemente ti sei fatta le tue valutazioni. Allora, vediamo per Rosy. 29 aprile 73, se arriva qualche altra offerta di lavoro, giro anche qua solo 5 carte. Grazie Sibille. Eccoci qua. Allora, sembrava che si fosse sospesa per un attimo la connessione. Allora, ci vorrà un po', perché sembra quasi che tu arrivi a rimpiangere il di aver rifiutato, però poi probabilmente dovrai spostarti per avere un'altra opportunità. Però sì, vedi, sì, ti ripeto che probabilmente ci vorrà un po' che tu abbia un esito favorevole e probabilmente vedi che vedo un dispiacere, dunque magari legato a un colloquio, non so se a casa di privati, in un albergo, una struttura ricettiva che sia, o un qualsiasi posto con più uffici. Dunque, questo lavoro che tu hai rifiutato, vedi che comunque ti arrecherà un piccolo dispiacere, però guarda, non ti preoccupare, c'è lettera, amore e consolante sorpresa. Dunque, arriverà un'altra proposta, probabilmente ti arriva proprio o per telefono, per messaggio, una notizia, comunque un avviso, qualcosa che ti arriva appunto con i mezzi di comunicazione, non di persona, e vedi che c'è proprio un'opportunità favorevole, perché questa è una carta di riuscita. Dunque è possibile che ti arrivi voce o notizia di un lavoro più confacente alle tue aspettative. Però ricordati che questo significa che prima che arrivi lì, per un periodo che non vedrai arrivare granché, potresti rimpiangere di aver detto no a quel lavoro. Ma non ti preoccupare, come vedi, vedo che c'è altro che ti aspetta. Bene, io ringrazio tutti per aver partecipato.
C'è una persona che vi vuole salutare, che chiaramente Eccoci qui, cari amici. viene a... Eccoci qui anche questa sera tutti Lui non se ne insieme. perde uno di Non mi schermo. perdo mai, anzi alcune volte le pompo su. Bene, cari amici, domani mattina alle 10 abbiamo la live come ha detto Veneziano, non sapevi? Ah sì? Vuoi fare già una domanda tu per domani mattina? Ah sì, come andrà il notaio per me. Che Come invece... andrà a notare? Adesso ci penso io, scusate. Mamma Che mia. raggiungo, vediamo un po'. 5 Vediamo. carte. Al taglio come andrà a notaio per la nostra Hildegarda. Vediamo un po' se notaio... Boh, queste sono carte un po'. Ma sì, facciamo tanto per ridere. Vediamo come andrà il notaio per la nostra Hilde. Vediamo un po'. Voilà. Voilà. Siete Disastro. pronti? Ragazzi, dal notaio ci vorrà giubbetto Un'attesa. devi andare là con la benemerita. Allora, nemico e sospiri, insomma, è proprio una cosa, una cosa da uno. Ma facciamo 5 carte per Hilde, o volete, per la Hilde, volete una stesa completa o solo 5 carte? Io l'ho detto per scherzare. Va bene. 5 carte vanno più che bene. Va bene. 5? Sì. Nemica, ma Voilà. Un abbonamento ai nemici. Gran consolazione, allegria. Denaro, diciamo insomma, che apre, vedete, la nostra Hilde domani va dal notaio, apre con qualcosina e malinconia, insomma. Magari mi dispiacerà lasciare andare qualcosa, però c'è denaro, io ho bisogno in questo momento. I danni della nostra, ma non preoccupatevi, essere sempre con noi. Bene, cari amici, allora, per domani mattina il vostro marietto c'è per voi, non è geloso, no? Però per voi, no? E alle 10 nei migliori canali anche di Laura Ciuffini, di Paola Chiarilli, insomma i più battuti, solo Laura Chiarilli, scusate, Laura Ciuffini e Paola Chiarilli hanno 6.000 iscritti in 2, no? Sì. Quindi, e poi ci sono i nostri famosissimi canali su Face e sul, come si dice, YouTube, no? Noi ci siamo sempre per voi e anche voi per noi, spero. Allora vi ricordo che la finestra di tempo per rispondere è sempre di mezz'ora, 45 minuti, dunque vi consiglio di arrivare puntuali, perché i primi che arrivano a scrivere sono poi quelli che hanno l'opportunità più alta di ottenere risposta. Io rispondo in ordine cronologico, però è chiaro che siccome avete visto che spesso mi dilungo per darvi anche la maggior soddisfazione delle risposte, perdo un po' di tempo e non riesco, se arrivate troppo tardi, oggettivamente a rispondervi. Dunque siate puntuali. L'idea è affrontato prima che scarichi la batteria del come si dice, del computer. Sì, ho parlato del nostro fantastico ebook special edition. Non ho mostrato la copertina come hai fatto tu adesso. Allora, però questo è uno dei best buy del mondo della però devo dirti, questa copertina io l'avrei fatta un po' diversa, però non ti dico niente. Fai bene. Allora, questo qui è il sito e shop dove potete comprarlo, esatto. Capitano, ormai famosissimo, visitato da più o meno 20-30 persone al giorno. Sto scherzando, no, famosissimo, siamo sulle 2.000-3.000 persone al mese, no? Dove chiaramente scaricano più o meno un 500 ebook a settimana, tira in mole, questa è la media. Abbiamo 300, 500. delle dispense gratuite che vi invitiamo ad andare a scaricare, anche perché è un sito ricco di circuiti radionici completamente gratuiti e che possono darvi un contributo a 360 gradi in ogni direzione della vostra vita. Andate, scartabellate, ci sono anche le spiegazioni. Poi bisogna ricordare anche dei pendagli per chi li ha acquistati, che dalla Russia finalmente sono arrivati in Italia. Sono arrivati in Italia e quindi noi non ci siamo dimenticati di chi ce li aveva pagato in anticipo. E quindi chiediamo un po' di pazienza, ma arriveremo. Un po' di pazienza, però quando ci arriveremo dovete aspettare un mese di lavorazione. Sì, perché devono impregnarsi veramente bene, vi devono funzionare per tutta la vita, e anche per questo abbiamo poi
il Marietto, no? Io mi metto nel mezzo, ma il Marietto ha ingegnato un modo perché non si disimpregnino mai, non si scarichino mai. Dunque, me l'ha insegnato mio papà quando avevo 20 anni e quindi era avanti un po' coi tempi, quindi dovrebbe funzionare a vita, no? Assolutamente. Allora, per il pendaglio ci siamo già scusati, per le book ci scusiamo adesso perché è lavorazione. Non c'è niente da scusarsi. Apprezzerà e capirà che l'attesa vale l'attesa perché è sempre un work progress, ci sono sempre dei miglioramenti e lo stiamo potenziando al massimo, sarà il best buy della radionica a livello mondiale e non ci sarà concorrenza perché su questo lato sono sicuro che questi circuiti radionici... Noi stiamo perdendo spettatori, salutiamoli. Sì, no, perché... no, ormai hanno capito che le risposte stasera sono finite, noi stiamo cianciando io e te e 4 amici al bar. Con Gino Paoli. Esatto, dunque ci sentiamo col Marietto domani non mattina alle 10. mancate la special live con il vostro Marietto. Torneremo in diretta mercoledì sera. Mercoledì sera ma facciamo alle 21. Volete farlo alle 21? Facciamo alle 21. Se volete fare alle 21. Diteglielo al Marietto che siamo ancora col boccone qua. Dai, via, mi avete convinto, proprio perché se siete mercoledì trasportiamo dalle 20:30 alle 21. Oh. Tutta la gente del Sud Italia ringrazia. Alle 21, quindi compreso tutti i cassieri che finiscono, le nostre persone, amici che ci seguono, potranno correre a casa e trovarci in tubo. Vi perseguitiamo, Buona serata. Sì, adesso mi richiude il sgabuzzino, mi tira fuori